Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora, grazie per averci preferito. Dopo congresso è sempre un po' così, no? Ha votato? Sì, certo, ha votato. Il consigliere regionale Giuseppe Aieta ha votato per Zingaretti, no? No, io ho votato per Martina. Per Martina, ah già, perché lei viene dalla stagione di Renzi, insomma. Sì. La stagione di Renzi. Ma Renzi manca a questo partito o no? E come se manca? Rimane il più grande leader del riformismo. Ancorato a questa idea del renzismo. No, ma io non sono ancorato a nulla, io sono ancorato alle scelte, alle idee, ai principi, ai valori. Quindi ha perso le elezioni, diciamo, ha perso le elezioni congressuali. Sì, ma diciamo che questo congresso non mi ha appassionato più di tanto. Quindi è d'accordo con quello che dice l'ex segretario regionale del partito? Chi sarebbe? Magorno. Assolutamente no. Ma siete della stessa, come dire, la stessa corrente all'interno della stessa Io sono componente. stato sempre autonomo, libero e indipendente. La stessa componente, però entrambi eravate per Martina. Io non sono nelle scuderie, non faccio parte di squadre, non faccio parte di caminetti. Cioè, mentre però lui si è tirato indietro dalla questione legata al congresso, referendum pro o contro Oliverio, insomma, si è tirato indietro dicendo che quella è la stagione consumata ormai, il PD calabrese ha bisogno di un nuovo leader, bisogno di cambiare, di guardare oltre quello che già è stato fatto, già è stato detto. Lei questo non l'ha assolutamente no. Quindi da un'altra parte, diciamo, lei l'ultimo dei moicani, va bene? Sì, mi piace anche quest'idea. Oppure come il giapponese. Perché l'ultimo dei no, il giapponese non mi piace. Il giapponese dice guarda che la guerra è finita. Assolutamente. No, perché il giapponese non è consapevole di quello che gli accade intorno. L'ultimo dei moicani sì, e difende a denti stretti la sua tribù fino all'ultima goccia di sangue. Ma come concilia la sua, come dire, vicinanza a Renzi con questo? Ma io sono stato sempre così, non è una novità, lei si dovrebbe ricordare. Sì, però io ho scelto Renzi per le stesse ragioni per cui ho scelto Oliverio. Ma oggi Renzi non tira più, e Oliverio nemmeno forse. Il bello della politica è questo, è rimanere coerenti e, come dire, se si ha un convincimento non bisogna avere paura di esternarlo. Io continuo a sostenere che Renzi sia un grande leader del riformismo europeo, il più grande probabilmente, e continuo a sostenere che Mario Oliverio sia stato un bravo governatore della Calabria. Eppure lei non dovrebbe essere così come dire, compenetrato in questa idea di partito che è Renzi, perché nell'ultima competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento, voglio dire, ma questo le dimostra, il giochetto è stato fatto, questo è stato messo fuori gioco. Insomma. Che io non ragiono col fegato, non ho mai ragionato col fegato, anche perché io non ho chiesto nulla a nessuno e tutto ciò che ho fatto nella mia vita l'ho fatto da me. Vede, il risentimento, un po' di rancore non c'è in questo? Ma assolutamente no, non ho mai vissuto di rancori e di risentimenti. Nenni ha insegnato, io sono un socialista, mi vanto di questo. Cioè, no? Era socialista? No, lo sono ancora, e lo sono nel PD. E lo sono nel c'è PD. spazio Come tanta gente che è nel PD. No, non c'è più spazio. Nenni ci ha insegnato che con i risentimenti non si vince mai in politica, mai. Quindi... Io non ho risentimenti, rancore, mi hanno fatto fuori alle candidature del Parlamento, bene, mi hanno fatto fuori, è andata come è andata, meglio così forse. Però ha recuperato il rapporto con l'ex segretario regionale, no? Con Magorno? Non ho mai dovuto recuperare, ho sempre avuto un buon rapporto dal tempo in cui eravamo sindaci, spesso ci siamo trovati su posizioni condivise. Oggi la sua ultima uscita non mi trova assolutamente d'accordo, ma voglio dire, nella dialettica questo è normale. Lei rimane un fermo sostenitore del l'ultimo dei moicani del progetto politico del Presidente Oliverio. Ma a me piace combattere fino alla fine. Come dire, la mia esperienza politica è un'esperienza di combattimenti. Cioè, allora cito un altro personaggio della letteratura. Vediamo. Un Don Chisciotte. Assolutamente no. No? Assolutamente no. Perché Don Chisciotte? Io non combatto contro i mulini a vento, assolutamente.
Io combatto non contro, ma per affermare idee, principi, valori, prassi. Ma non mi pare però che quello che è stato costruito fino ad oggi possa essere tale da farvi sentire fieri di quello che avete fatto. Guardi, l'altra sera Walter Veltroni, che forse noi dovremmo leggere di più e ascoltare di più, noi popolo di sinistra, no? Del riformismo, ha detto una cosa da Fazio molto interessante, cioè che questa è l'Italia dei no, e quando un no fa più rumore di un sì. E se 4 persone dicono no, sembra che tutto il mondo abbia detto no. Io condivido molto questo, ma l'ho vissuto sulla mia pelle quando facevo il sindaco, dove è più facile imbattersi, no, nel risentimento, nel rancore. Capito, ma oggi è uno dei pochi a dire sì. Non lo so se sono uno dei pochi, è il popolo quello che conta, non i consiglieri regionali o l'establishment. E dov'è il popolo? Il popolo c'è e lo ha dimostrato nelle urne delle primarie in Calabria. Lei crede se fosse stato contrario ad Oliverio non avrebbe votato Zingaretti? Secondo lei è il popolo o il in popolo, qualche modo... Il popolo dei riformisti. 70.000 calabresi hanno votato. Il popolo dei riformisti. Popolo dei riformisti che cosa chiede? Ha votato. Che cosa chiede? Il rinnovamento, secondo lei cosa chiede? Certo, ma mi scusi... chi è uscito fuori da questa competizione elettorale? Cioè, in Calabria c'è stata una competizione elettorale dentro la competizione elettorale, no? Perché si misuravano le varie componenti che da sempre si danno battaglia all'interno del partito. Chi ha vinto, secondo lei? Ha vinto Mario Oliverio in Calabria. Quindi il vecchio establishment? La vecchia nomenclatura del partito, lo zoccolo duro, assolutamente, ci sono tanti giovani i quali hanno tenuto il partito in mano. L'errore che si fa qual errore? È che si identifica Oliverio e il mondo che gli sta intorno sempre riferito alle solite persone. Non è così. Mario Oliverio è contornato da molti giovani amministratori, da molti giovani che gli stanno intorno, da 40 anni, insomma, no? Questo dire, che c'entra? No, lei parla di rinnovamento. Abbiamo detto che la rottamazione parla non è un dato... parla di rinnovamento, lasciamo spazio. Il rinnovamento è nelle scelte, il rinnovamento. E dove vede questo rinnovamento nelle scelte? Me lo dica perché io non riesco a vederlo. Lo vedo in tante cose, per esempio, possiamo parlare. Per esempio, mi dica dove. Possiamo parlare sulla gestione dei fondi comunitari, possiamo parlare, certo, possiamo parlare cambiamolo questo capitolo. Delle imprese. Dove? No, non cambiamo nulla, anche perché qui l'errore che si fa è quello di dare per certo che la Calabria, siccome è stata conosciuta sempre per essere la regione che rimanda indietro i fondi comunitari, anche questa volta è così. Non è così, perché la Calabria rispetto agli altri anni, la prima volta che ottiene le premialità. Perfetto. Cioè, quindi, in un'annualità la Calabria spende più di quanto avrebbe dovuto spendere per i target che c'è dalla Commissione europea. Ma spende per che cosa? Glieli dico io, se mi dà l'opportunità. Ma qual è la ricaduta sul territorio di questa spesa? Guardi, le posso dire qual è il limite della politica di questi anni, di questi tempi? È quella di non approfondire le questioni, di non entrare dentro la pancia delle questioni, di stare sempre in superficie. Non va bene, bisogna studiare, bisogna rendersi conto di ciò che ci gira intorno. Gliene dico, lei lo sa che oggi ci sono gli studenti delle università, che il 100% degli studenti è avente diritto e beneficiario. Prima che arrivasse Oliverio, una piccolissima percentuale di aventi diritto e beneficiari. C'era una parola obbrobriosa, terribile, avente diritto non beneficiario. Oggi si è azzerata questa parola. E le sembra poco nella Calabria dell''ndrangheta avere i giovani che possono... ma non mi sembra poco, accampare il diritto all'istruzione. Ma non può essere solo questo, però no, il simbolo del cambiamento, della crescita, lei mi interrompe. Non l'interrompo. Se lei mi fa dire, io le dico, lei lo sa che sull'innovazione tecnologica noi abbiamo finanziato 370 imprese, 370 imprese, lo sa? Con tanti uomini e donne
in queste imprese lavorano. Quindi ciò significa che il numero degli occupati in Calabria dovrebbe essere... Guarda, non mi pare, tutti gli indicatori sono tutti negativi, scusi. Ma di quali indicatori parla? Io le porto gli indicatori dello Svimez, che non è un ente legato alla regione Calabria. Cosa dice lo Svimez? Che la Calabria è cresciuta tra le regioni d'Italia con la maggiore crescita, il 2% del PIL. Guardi, io non voglio apparire tifoso, perché io le aggiungo a questo che ciò non significa che noi abbiamo creato l'Eldorado. No, perché il 2% di crescita, se fosse stato in Emilia-Romagna, sarebbe stato un colpo eccezionale. Ma siccome in Calabria, la Calabria sconta anni di gap negativi, è chiaro che il 2% è impercettibile, ma c'è. E finalmente un segno positivo. Quindi lei mi sta dicendo che i calabresi si sono resi conto che c'è un governo che lavora, che funziona. Parli con le imprese. No, glielo chiedo a lei. Inviti le imprese nella sua trasmissione. Non ne parliamo, abbiamo già inviti le imprese. Abbiamo preso le imprese. Inviti le imprese tutte in crisi. Che lavorano nei lavori tutti pubblici. In crisi. Tutti in crisi. Guardi, è tutto fermo, guardi che è tutto fermo. Le ripeto, non voglio apparire tifoso, ma oggi disconoscere che c'è il segno più in Calabria, voglio dire, è anche non lo merita il Presidente Oliveri. Ecco, mettiamola così. Quindi noi abbiamo una visione distorta. Vogliamo parlare delle scuole? No, abbiamo una visione distorta. Non avete la visione distorta. Che cosa... Un conto è dire che la Calabria non cresce, un conto è dire la Calabria cresce ma sconta un gap negativo di anni di malgoverno. Questo è il punto vero. Le ripeto, se questo 2%... Quindi questo vento di impopolarità che spira forte contro questo governo regionale, che cosa è? Dov'è questo vento di impopolarità? A che cosa è dovuto? Lo dobbiamo verificare il vento di impopolarità. Io non sono convinto che ci sia questo vento di impopolarità. No, assolutamente forse no. Lei frequenta solo gli incontri di dibattito dove sono tutti quanti mi dica tutto, edulcorati? Ma non mi dica che io frequento Yes Men, perché non è così. Io frequento tutti, trasversalmente. Quindi ovunque è andato ha sempre... Se c'è un difetto... No, mi scusi un attimo, ovunque è andato ha sempre ricevuto parole di elogio verso ciò Assolutamente no, ma questo è un conto. Poi andare nella pancia dei problemi e discutere con i cittadini. Vogliamo parlare di sanità, per esempio? No, poi ci arriviamo. Poi ci arriviamo. Io non scappo da questa discussione, Però, mi scusi, se ai cittadini si spiegano le cose per bene, i cittadini capiscono. Io ho avuto sempre fiducia dei cittadini e ce l'ho anche oggi. Lei lo sa che la Calabria ha fatto il più massiccio investimento nell'edilizia scolastica? Lo sa? 180 milioni di euro nelle scuole. Le scuole in Calabria sono fondi dello Stato. Erano tutte... fondi dello Stato. Fondi dello Stato, come no? Si fermi. Ci sono i fondi dello Stato che sono bloccati però, che è il PON. Il piano operativo nazionale. Ma non i 150 milioni. Il POR, il nostro, sono fondi che spettano alla Calabria. Oliverio li ha investiti, li ha destinati alla sicurezza delle scuole. Le sembra poco questo? Guardi, è una regione che da questo punto di vista è indietro anni luce, sul dissesto idrogeologico, che è una regione allucinante. Non mi pare che siano migliorate le cose negli ultimi anni. No, non è che non sono migliorate, c'è un piano che va eseguito. È una regione fanalino di coda per quanto riguarda i servizi sanitari, continua ad essere fanalino di coda. Alla sanità dedichiamo una parte. I trasporti sono ancora lontani anni luce dall'essere No, non è che sono lontani anni luce. Poi il governo di una legislatura, mi scusi, il governo di una legislatura serve anche a programmare. Lei lo sa che la ferrovia ionica lì sopra non si metteva mano dai tempi di Cavour. E oggi quella ferrovia si sta ammodernando. Ma mi scusi, insomma, non è che Oliverio è Mary Poppins, che con lo schiocco delle dita mette a posto la stanzetta dei bambini.
e né Mago Merlino, ma mi perdoni, cioè il governo delle regioni, delle città ha bisogno anche di tempo, ma ha bisogno di una visione che ha all'origine, e la visione c'è. C'è la visione. C'è, come Lei se la c'è. vede la visione? Certo che la vedo. Quindi è ben visibile Certo che la vedo. questa idea di governo? Certo che la vedo. La vedo e come se la vedo. Ma la vede perché forse frequenta all'interno dell'agone politico regionale, quindi... Ma io non lo frequento, no. Direttore. E mi dica allora dove lo vede questa idea di governo, mi spieghi questa idea di governo. No, le vorrei spiegare un attimo la mia posizione. Io non sono uno dell'establishment, anzi, come dire, risulto anche spesso antipatico per questa mia, diciamo, autonomia. Io dico quello che penso, lo farò fino alla fine dei miei giorni. Io vengo qui, parlo di Oliverio, lo faccio, come dire, senza avere coraggio, lo faccio perché lo sento. Oggi senza avere nulla in cambio, oggi molti, questo voleva dire. In cambio di cosa? No, questo ho fatto... di che cosa? Anzi, forse probabilmente se Oliverio avesse messo una buona parola per il 4 di marzo io mi sarei candidato, non l'ha fatto, ma questo che c'entra? Questo che c'entra? Ritorniamo al rancore, non al poteva risentimento. farlo perché fa parte di una... Probabilmente è così, ma io continuo, pur non facendo parte del giglio magico fiorentino e non so qui del girasole calabrese, io però ho un'arma in mio possesso che è la mia libertà. Craxi diceva la libertà equivale alla mia vita, e la mia vita è la mia libertà, e io in questo sono craxiano. A proposito, ha letto D'Ambrosio, coordinatore del pool di Mani Pulite, l'ultima dichiarazione che ha fatto su Craxi? Che dovremmo parlare anche di questo. Ma da lì vengono i guasti. I guasti di trasformare un avviso di garanzia in una condanna arrivano da lì, e i comunisti hanno la maggiore responsabilità in questo. Ma lei adesso sta insieme ai comunisti, quindi... Certo, e cerco di contaminarli. Diventa difficile contaminarli. Lo so, vedremo. Diventa difficile, perché lei continua a rimanere... Mi piacciono le sfide. Mantenere questa piccola bandierina del socialismo da piazzare all'interno, ma non mi pare ci sia più spazio. Difficile cambiarmi a quest'età. Ci sono altre atmosfere, il paese disegna altri scenari, quindi... Io sono socialista e ho aderito al PD perché Renzi ha portato il PD nella famiglia del socialismo europeo nel congresso a Roma. Ecco perché io mi trovo nel PD. Ma adesso è tutto cambiato, insomma, adesso c'è Vedremo. tutta una vedere. Torniamo invece ai temi legati alla nostra quotidianità. Sì. Dovevate cambiare la sanità e mi pare che peggio di ieri. Dovevamo cambiare. Dovevate immettere. La dovevamo cambiare se avessimo avuto totale potestà sulla sanità. Noi abbiamo avuto un signore che è stato commissario per la sanità, che è stato un ostacolo. E ancora vedo che parla, leggo sui giornali che ancora si intromette nelle questioni calabresi. Noi lo abbiamo dimenticato, il commissario. Guardi, io ho incontrato Cotticelli. Cotticelli l'ha nominato il governo giallo-verde. Cotticelli già come interloquisce con gli altri è già un'altra storia. E quindi io mi sento garantito dal generale Cotticelli. Cosa che non mi sentivo costretto. Ma l'elenco di criticità fatti da Cotticelli in occasione della presentazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ma lei pensa che io TAR, venga qui a dire che la sanità va bene? No, non lo potrebbe dire. Insomma, assolutamente no. Anzi, io sono arrabbiatissimo perché molti direttori generali che avrebbero potuto incidere non lo hanno fatto. Non lo hanno fatto. E lo dobbiamo dire ai cittadini, perché i cittadini ci stimano e ci rispettano, se a loro diciamo la verità. Mentre per il POR io le dico che siamo una regione virtuosa, per la sanità non lo siamo, per la sanità non lo siamo. E io continuo la vede a dirlo. solo lei questa regione virtuosa, la vede non solo la vedo lei. io, la vedo la vede solo lei, ma dove la vede? Vogliamo chiederlo ai cittadini se la vedono virtuosa. Il grande vulnus di questi anni è stata la cattiva comunicazione di Oliverio. Ma una cattivissima comunicazione, perché dovrebbe entrare in tutte le case per dimostrare, come ha fatto il professor Russo, vicepresidente, l'altro giorno in Consiglio regionale, con i numerini per far capire a quelli come me che cosa è successo in questi anni.
e non l'ha fatto. Ma la giunta tecnica, secondo lei, in questa fase funziona? Ma io l'ho dà già detto. risultati? Io ho già detto che è chiaro che questo rimane nelle prerogative del Presidente, ma è ovvio che ad un anno dal voto servivano cavalli di razza sul territorio. E questo cosa ha significato all'interno della maggioranza? Questa significato mancata cooptazione di c'è chi come me, cavalli di razza di cui parla lei. è successo che c'è chi come me lo dice, lo conferma, ma poi, come dire, si rende conto che quella è una prerogativa del Presidente e non crea trappole su questo ragionamento, e chi invece su questo ragionamento tenta di costruire vie diverse. C'è una bella fuga dalla maggioranza, Ma c'è una fuga, la vedremo, ma ci sono anche new entry, non ci sono solo new fughe. entry. Non parlo del Consiglio regionale, parlo del popolo, della Io parlo del gente. Consiglio regionale, perché poi lì... Intanto, se ci sono fughe, c'è un istituto che la sfiducia, la si porta in Consiglio e vedremo se c'è la fuga. Però la maggioranza si muove su numeri adesso molto risicati. No? Guardi, io ho governato gli ultimi 3 anni con un 11° e ho fatto le cose più belle, quindi non è questo il punto. Non è ciò che è dentro il Consiglio regionale che conta in Calabria, ma è ciò che è fuori dal Consiglio Quindi lei regionale. fuori dal Consiglio regionale vede questi Io fuori dal cittadini Consiglio calabresi regionale che vedo plaudono alle iniziative del governo? non siamo, come dire, non è giorno di festa, non è periodo di festa questo, assolutamente no. E quindi che dicono? Ma con i cittadini quando si parla, e io sono ogni giorno tra i cittadini, i cittadini si convincono, perché poi la ragionevolezza prevale sempre, sempre prevale. Quando non si è condizionati dal pregiudizio, quando si è condizionati c'è poco da convincere. Quindi lei mi sta dicendo, a me e ai telespettatori che ci stanno vedendo in questo momento, che le cose funzionano, hanno funzionato. Lei non deve, guardi, lei è bravo e non deve estremizzare, mi dica. non deve estremizzare il mio dire, anche perché, insomma, io sono qui per chiarire. Io non ho detto che le cose vanno benissimo. Io ho ha detto che vanno bene, io non ho detto benissimo. Le parole hanno lei un ha detto senso, bene, non ecco, benissimo. Bene. Lei ha detto che vanno bene. Per alcuni settori, e le ho spiegato i settori. Sì. La spesa comunitaria, l'urbanistica. Bocciati dappertutto, spesa Non bocciati da niente. L'Europa che dice che non è cosa nostra. No, si sbaglia, guarda, sta dando una cattiva informazione. Vabbè, lasciamo stare. Ma proprio cattiva. Va bene, questo è il suo. Lei che è bravo. Questa è la sua versione dei fatti. Non la mia versione. Invece è diversa. Ma non è la mia versione, è la versione della realtà. Andiamo avanti. Quindi il bene lei dove lo aggancia? Ai fondi comunitari? Alla spesa, quindi alla programmazione. Sì, poi alla scuola. L'aggancio alla scuola, certo, poi? alla scuola. Le pare poco? No, la scuola dove vanno i nostri figli? No, assolutamente no. Poi dove l'aggancia? Alle imprese, all'agricoltura, all'export, che l'export è l'indicatore più pregiato della crescita delle città e delle regioni. Dove l'aggancia? Ma mi pare che le ho detto molto. Al turismo, certo, ai trasporti, vogliamo parlare del turismo. alla sanità. Il report 2018 l'ha visto, Sì, l'ho del visto, turismo, le presenze in Calabria. Perché quelle presenze? Glielo dico io perché. Questi sono mordi e fuggi, le presenze sono e che c'entra che sono mordi e fuggi? Anche io vado a Pienza, mordo e fuggo. Che vuol dire questo? Ma dov'è il progetto per rendere attrattivo il turismo? Lei me lo dica, qual è? Lei mi deve far parlare, cioè non deve fare come Travaglio e Berlusconi nella famosa trasmissione televisiva. Perché c'è qualcuno che viene, morde e poi fugge? Perché c'è qualcuno che è investito nei flussi. O se ne vanno perché chi ha investito? O se ne vanno la perché Regione non siamo... Calabria con i voli charter che sfuggono ai più. Ecco perché il Presidente... ci sfugge tutto allora. Ci sfugge tutto. Lei oggi mi vuole provocare, quindi, ma non le sfugge questo, è lei che è una persona illuminata sa. Anche perché lei è uno scrittore, gli scrittori sono abituati a riflettere molto e approfondire molto. Ci sfugge, perché onestamente questo turismo, questa idea di turismo in Calabria non la vedo, onestamente. Lei la vede? Certo, le posso spiegare. C'è strategia legata al turismo? Gliela dico, ritorniamo al POR.
Lei lo sa che la Regione Calabria ha investito sui porti turistici? Le parlo del mio, quello che lei conosce bene, il porto di Cetraro. Lei lo sa che su quel porto c'è un investimento di 5 milioni di euro, che quel porto da 600 posti barca può arrivare a 900? Ma oggi comunque se... Ha citato solo Cetraro. Cetraro, Belvedere Marittimo sul Tirreno, Isola Capo Rizzuto, ci sono 9 porti, 9 porti in Calabria che sono stati finanziati, ma comunque non basta, sa perché? Perché se anche oggi noi raddoppiassimo i posti barchi in Calabria saremmo sempre ultimi, quindi vede il gap che come dire, ci perseguita, allora, il gap negativo. dovete governare per 10 anni. Certo, ma infatti chiediamo il secondo tempo. Il secondo tempo. Guardi, io quando ho governato Cetraro, l'ho governata 10 anni, nei primi 5 ho programmato, nei secondi 5 ho fatto quello che lei vede. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Allora, stando alle cose che ha detto, allora io vivo in un'altra regione. Io vivo in un'altra regione. Come me tanti altri cittadini che lamentano... No, lei vive io vivo in un'altra regione. No, un'altra regione. Probabilmente non percepisce. Perché non percepisce? Perché noi non siamo stati bravi a rendere pubbliche le cose che lei abbiamo ha disegnato una regione che non c'è, ha parlato di successi che non ci sono, ha parlato di crescita che non riusciamo a vedere. Ma non è così, non è così, non è che non si vede. Capisco che lei deve mantenere una certa rapporto all'interno. Guardi, come le dico sulla sanità che abbiamo fallito, perché lo dobbiamo certificare che sulla sanità abbiamo fallito, anche se quest'ultimo anno penso che darà risposte importanti, con il Dipartimento, con a capo il dottore Belcastro, con i nuovi manager che verranno, insomma vedo, con i nuovi commissari come Cotticelli e Shell, insomma vedo un nuovo clima, ma sul resto io la invito a convocare qui le imprese per capire se c'è stato o non c'è stato. Ma l'abbiamo già fatto, le imprese sono e allora mi deve dire stanno... tutti questi milioni di euro dove sono andati a finire. Così, lei se la sente di fare un confronto con un po' di imprenditori? Io lo organizzo così, lei parla, va bene? Facciamo così? Sì, io sono disponibile. Allora, guardi, io sono disponibilissimo. La facciamo. Soprattutto a parlare con le imprese, che sono quelle che danno la vera ricchezza ai territori. Le farò parlare anche con quelli che sono stati costretti a abbassare la Saracinesca. Ma certo che ci sono. Ha dovuto licenziare le persone. Ma certo che ci sono. No, noi facciamo dire con quelli. Per i ritardi della regione. Guarda, per i ritardi della regione. Per i ritardi della regione. Quello è un altro problema. E allora, quello è un altro problema. Non dà risposte? Quello è un problema che non afferisce alla politica. Quello è un problema che afferisce ad un cancro, che è quello della burocrazia, sulla quale io ho detto fiumi di parole. Ho capito, ma io cittadino ho eletto un mio rappresentante per risolvere i problemi. Non può alzare le mani e dire ma non ce la faccio perché c'è la burocrazia. E anche delle procedure. Dai, per favore. Purtroppo anche delle procedure. Quindi è un limite. Siamo stagi. Quindi questo limite della politica è questo? Fino a un certo punto arriviamo e poi ci fermiamo? Scusi, è un limite che disegna bene il professor Giavazzi nel libro I signori del tempo perso, dedicato alla burocrazia italiana. Ma basta dare uno sguardo lì a chi studia le dinamiche della burocrazia e si rende conto del tempo che si perde, ma questo afferisce alle procedure, non afferisce alla volontà politica. Quindi al cittadino va detto, all'imprenditore va detto, scusate, noi ce l'abbiamo messa tutta, ma poi la burocrazia... no, ma all'imprenditore non va detto, ma l'imprenditore quando vota alla Regione Calabria non vota per questo, perché le procedure sono dettate da leggi nazionali. Noi alla Regione, anzi, abbiamo come dire, reso più rapide le procedure, una regione più trasparenti le procedure. Per esempio una regione che non controlla, che noi abbiamo dato soldini alle regioni del nord, no, per cittadini non calabresi che si sono curati in quelle strutture. Ci siamo arrivati. Ma chi doveva controllare non ha controllato. Ma siamo arrivati dopo quanto? Vedremo chi ha responsabilità in questo. Dopo 4 anni? Vedremo chi ha responsabilità. Può essere come dire, una giustificazione del fatto che nessuno ha controllato? Assolutamente no.
Io sono perché paghi chi non ha controllato. Sono soldini sottratti a un Certo. sistema che è già Certo. fragile, Certo. che ha bisogno invece di essere robustito con investimenti Certo. importanti. Ma su questo no? mi trovo d'accordo con Gli lei. ospedali, 3 grandi ospedali sono lì, non c'è neanche Sulla la pietra, sanità non mi c'è trova niente. con lei. Va bene, Sulla questo- sanità ma io sono è- più avanti di lei, sono Sì, più critico di lei. È più avanti? Vabbè, È sul resto che non ci sul siamo. resto abbiamo un'altra Perché invece, io ho i un'altra dati, un'altra visione. avendo un osservatorio privilegiato che è la Commissione Bilancio, conosco i dati Ho capito. e i dati confermano quello che io le dico con umiltà, con modestia, però ci sono. Ma solo lei È riesce a chiaro che vederlo. il cittadino non percepisce perché la Calabria sconta anni di malgoverno, anni di ritardi. Ripeto, se quel 2% fosse capitato in Emilia-Romagna si sarebbe visto, in Calabria non si vede perché devi colmare il 20% di negatività che hai accumulato in tutti gli anni. Dovete spiegarglielo ai cittadini. Certo, ma lo spiegare, e In sono questi anni, convinto quello che che i avete cittadini... fatto dovete spiegarlo E ai io sono cittadini. convintissimo che capirà. Questa idea della Calabria che lei ha deve spiegarla ai cittadini. Certo, Deve ma lo dire, faccio guardi ogni giorno. guardi che funziona, questo funziona, Non ho questo detto va che bene. funziona, Ecco, lei va sta bene. estremizzando. No, non sto Ho estremizzando. solo detto che ci sono comparti e settori che rispetto al passato hanno messo la sesta marcia. Poi ce ne sono altri che hanno messo la retromarcia, come la sanità. Senta, la politica, diamo una sbirciatina all'interno di questo Partito Democratico. Per esempio, mi piacerebbe sapere, potrebbe candidarsi alla segreteria regionale del partito? Ci sto anche pensando, sa? Sì. Sì, anche per rompere equilibri, mi piace essere un Potrebbe rompi-equilibri. chiedere il sostegno di Oliverio, per esempio, no? Certo, e non è escluso che già da questa emittente io lo possa fare. Ah, quindi la notizia, diciamo, è che lei pensa Sì. a candidarsi, Non mi dispiacerebbe, onestamente. prenderebbe anche i voti dei renziani o quei Di chi renziani vorrà li hanno votare, un po'... di chi vorrà votare, si faranno le primarie, vedremo. Lei è per la scelta del candidato alla presidenza, è per le primarie o no? Certo, e perché no? Quindi Oliverio deve sottoporsi alle primarie? Oliveri è pronto a sottoporsi alle primarie. Quindi carta straccia, la firma Certo, dei sindaci. un presidente che deve fare il secondo mandato, è strano che si debba procedere alle primarie, in molti. però Oliverio non si sottrarrà alle primarie. Quindi i sindaci che hanno firmato... Lei si ricorda le primarie di Me le 4 anni ricordo. fa? Il Papa Nero che doveva arrivare, siamo andati e abbiamo stravinto. C'è stato un lavorio. Lavorino. Avevamo contro tutti, sembrava che Renzi dovesse interminabile. scendere in Calabria a dire no a Oliverio, non l'ha mai detto, perché è una persona troppo intelligente. Quindi tutte quelle firme di quei sindaci che va tutta buttata, almeno non serve più a nulla. No, non è senso? detto, lo deciderà il partito questo, se fare le primarie o no, ma un partito regolarmente costituito, con gente libera, non di scuderia, gente libera. Il partito va governato da gente libera. E ne vede in giro? C'è all'interno del tantissimi, partito? tantissimi, donne e uomini, Sì. sì, preparati, colti, che hanno visione, tanti, che in questi anni sono rimasti un po', no, all'atere. Ma non sono dentro il partito, sono fuori dal partito. No, sono dentro e fuori. Sono dentro e fuori Anche e hanno qui. voglia di contare, solo che oggi stanno dietro una tastiera e con un clic decidono di contare e non partecipano alla vita dei partiti. I partiti devono essere inclusivi e bisogna ragionare anche con chi non è d'accordo con te. Senti, ma per l'eventuale candidatura, lei ormai l'ha annunciata, mi pare che Certo. c'è questa candidatura, ma chiederà anche il sostegno a Guccione o no? A tutti lo chiederò, perché non dovrei? Perché io non voglio fare l'uomo Ma di non parte. è troppo legato a Oliverio, non è troppo legato a questa componente, no? Io mi presento per quello che sono. Io sono un sostenitore di Oliverio. E questo può rappresentare però Non è un problema, non farò il segretario. Ma lei pensa davvero che io, insomma, smetta di vivere se non faccio il segretario regionale del PD? O se non faccio il consigliere regionale? Torno a fare l'insegnante. Non mi assilla l'idea di stare lì, ecco, non mi assilla. no.
No, in no, qualche modo No, sto cercando l'ho smarrita? No, sto cercando di vedere. Ho l'impressione che lei si sia smarrita. No, ci sono un po' di consiglieri, insomma, che non la pensano come lei, insomma, che vogliono rimanere dentro, Ognuno ha la ma propria vogliono autonomia. cambiare però Lo la dicessero. musica. Ma lo dicessero. Non è più quello E che mi dicono. dicessero con quali suonatori e con quali strumenti Per esempio, bisogna cambiare. Per esempio, Franco Sergio ha detto stop, faccio un passo Franco indietro. Sergio ha E fatto una altri scelta. due hanno detto andiamo stop, Ma ognuno è fermiamoci. libero, guardi. Qualcun altro già guarda al centrodestra. Vediamo, Un altro- vediamo. Se invece la situazione fosse come lei l'ha descritta, no, ci sarebbe motivo di... Io spero che prendere le distanze. ragioni, guardi, in politica ce lo racconta la storia, gli allontanamenti, le fratture, spesso sono fatte non su come dire, scelte strategiche, sono fatte su altro, no? Su incompatibilità caratteriali, su richieste non esaudite. Diciamoci la verità, perché sennò ci prendiamo in giro. Ma lei Allora, avrebbe voluto fare l'assessore, però lo dica chiaramente. ma guardi, non mi assilla l'idea di fare l'assessore. Quando Oliverio ha, come dire, ha immesso altre deleghe ad alcuni Guarda, lei assessori, cioè, le no? posso dire, le confido una questione privata, diciamo. Quando abbiamo fatto la riunione nel gruppo del PD, io ho detto che, una ne avete fatto. Oliverio avrebbe dovuto nominare i primi eletti, quindi non sono io il primo eletto, è Carlo Guccioni, farli dimettere e far entrare i primi dei non eletti per portare ossigeno alla coalizione. Ma così si mina la leadership della presidenza, perché è costruita proprio tenendo gli assessori tecnici, no? Io non credo che si mini la leadership di Ma Oliverio. ad un anno dalla competizione. Ma non è stata questa la scelta di Oliverio, Qual non è stata la ragione. Qual è la ratio di questa? Non è stata questa perché ad un anno alle elezioni tu, nominando un assessore consigliere regionale, Dai un potere gli al dai consigliere- una strada privilegiata per le chiaro, elezioni. chiaro. È anche corretto da parte di Oliverio, non è ha ragionato, Oliverio non è uno Mi che... dica la verità, ma quante riunioni di maggioranza avete fatto in questi ultimi 2 anni? Ma pochissime. Una? No, una no, ma pochissime. 2? Pochissime. Anche quella in cui avete scelto Però i vede, criteri quelle per la- riunioni di No, maggioranza per la scelta dei erano in criteri. streaming, Sì. perché nel mentre si discuteva già si appariva sui giornali. Una cosa incredibile che capita solo ormai è in questo partito che No, ormai è così. effervescente. Ma in questo partito capita, è così ormai. È in streaming, è tutto in streaming. E quindi, mentre decidevate i criteri per la scelta degli assessori, tutti d'accordo, poi Oliverio ha fatto quel che ha voluto, insomma. Sta nelle sue prerogative la Giunta. Quindi lei da allora non ha maturato risentimenti. ha detto, va Assolutamente bene no, così. anzi. Complimenti a Oliverio. Io ho per aver fatto discusso così. con lui di questo. Sì. Ho discusso molto di questo. Sì. Ma io, come dire, non è che... Però la ricordo un po' critico rispetto a questa. Ma io mica è la questa prima scelta. volta che sono critico con Oliverio. Adesso ha Io cambiato, l'ho fatto. adesso ha visto invece una dimensione diversa. Non ho visto una dimensione diversa. mi dica perché. Io sono stato critico con Oliverio in più fasi della vita di questa legislatura. Ma essere critici non significa serbare rancore. Assolutamente, anzi il mio rapporto con Oliverio nel mentre io criticavo si rafforzava. Guardi un po', perché Oliverio capiva che non c'era una questione personale che io avanzavo, che c'era solo una questione di principio, Questa è la verità. Sta già lavorando per la ricandidatura? Io? Sì. Di quale candidatura No, parli? quella del segretario già l'ha detto. l'abbiamo data per assodata. assodato, lavora per Benissimo. questo. Certo, se il nuovo candidato a presidente mi vorrà annoverare tra le sue fila, io ci sarò. Se non dovesse essere Oliverio? Vedremo. Io sono certo che sarà Oliverio. Ma se non dovesse essere, lei che fa? Vedremo. Mi dovrà piacere il candidato. Io non è che mi candido Se no, anche con chi cambia. non mi piace. Potrebbe cambiare anche formazione politica. Assolutamente. No, guarda, io sono nato, vissuto e morirò nel campo del centro-sinistra. Questa è la storia mia e della mia famiglia.
Bene, la ringrazio per essere Grazie a stato lei. con me, grazie a quanti ci hanno seguito, ci vediamo domani.